Dai, se siete impazienti, ma sigla. Allora, molto bene. Molto bene. Kvicia Kvaratskhelia. Io subito devo fare un plauso al ragazzo Ferdinando Gozzolino tra i nuovi iscritti. Benvenuti, iscrivetevi al canale che ci divertiamo. E subito vengo a salutarvi tutti. E prima di tutto ringrazio Pvito con il suo supporto e la sua donazione. Buon compleanno Kvara, ha fatto lui il regalo a noi. Bene, benissimo, l'editoriale è presto detto. Arbitri, male, mi devi dare quel rigore. Kvara doppietta, Napoli in superiorità numerica, devi espellere Vasquez assolutamente. E poi uno sul Bellu. Però questa squadra non ci vuole proprio far parlare di arbitri. Questa è la bellezza quest'anno. E gli arbitraggi sono comunque sempre discutibili, come gli anni passati, ma questa squadra quest'anno non ci vuole far parlare di arbitri. E io apprezzo che questa squadra non ci voglia far parlare di arbitri. E andiamo a vedere. KO, state dicendo KO, Kvicia, Osimhen, Kvara, Osimhen, ok, Osimhen, Kvara. E poi tra l'altro anche Elmas. Buonasera Luca, buonasera Pietro, buonasera Brian, buonasera Roberto. In effetti Luca, io bevo ancora. Se non avete visto la reaction, andatevi a vedere un attimo la reaction e tornate, che poi lì ci sono degli spunti che voi prendete. E anche sa mi ha fatto pigliare colore ancora una volta nel primo tempo. Nel secondo tempo un po' in crescendo, ma perché poi se ne sono scesi poi tutti. Ancora non vedo quel giocatore impossibile che dominava il centrocampo da solo, lo vedo ancora che ci sta facendo un piacere. Però basta e avanza. Cioè rendetevi conto che basta e avanza, anche sa a mezzo servizio. Diego, buonasera. Carlo, buonasera. Nicola, buonasera. Buonasera Giuliano, buonasera Antonio. Gaetano, i like preventivi. Mua, bello. Non lo so quando vedremo se un po' un macello, però lo saprete ovviamente. Lo saprete subito. 3 pizze belle calde. Poi uno dice che io Buonasera Luigi, buonasera Rossana. Sono scarsi. In effetti sì, sono scarsi. Davide, Kvara poteva rimanere in piedi, ma poi ha pensato, ma ha toccato no, non sono d'accordo proprio. L'ha proprio sgambettato. Sgambetto, cioè quello sta in corsa, sgambetto. Non è che poteva, lui stava provando a rimanere in piedi, ma poi perdi il contatto col piedi e con la corsa. No, non mi interessa. Lo ha detto Spalletti. Che cosa? Fatemi sapere cosa ha detto Spalletti. Cresciamo anche noi, non parliamo del rigore, non mi interessa. No, io ne devo parlare, Pasqua. No. Allora, se tu ti attacchi al rigore quando perdi, può essere un atteggiamento deprecabile, perché tu dici io comunque potevo, con una squadra, con un avversario più scarso, io potevo comunque farlo, e il Napoli lo sta dimostrando. Che però non se ne parli, non mi va. Spalletti non ne parla e va bene, i ragazzi non hanno alibi e va bene, ma noi fessi non siamo.
Noi fessi tifosi, noi guardiamo le partite in 4K, noi fessi non siamo. Quindi con la vittoria io ne parlo e ne parlerò sempre e ne voglio parlare sempre finché non aprono i microfoni e ci fanno sentire le spiegazioni del VAR, le spiegazioni dell'arbitro, perché devono migliorare questo calcio che non ci piace. E speriamo. Bonsoir. Allora, un saluto dall'Indonesia, grande Enrico, grazie Luca, i capolisti bellini, Luigi, Lozano in buona forma, devo dire la verità, mi è piaciuto, molto vivace, era Lozano Cagliacone, addirittura, una buona partita di Lozano, sicuramente. Rigore rosso andato, ma siamo più forti di loro contro tutti. Esatto, siamo cresciuti mentalmente perché non ci si lamenta. No, io mi lamento lo stesso, a me non me ne frega proprio. I giocatori non si devono lamentare. Io mi lamento, non mi interessa. Vado subito al dunque, bellissima prestazione, ho notato che Osimhen tendeva meno a saltare, forse poteva partire un pocherissimo addirittura, ma figurati, c'è stata l'occasione per fare i 4 gol. Non è più che altro che tendeva meno a saltare e che i cross non erano precisissimi. Però quello che ho visto di Osi, ho visto proprio leadership. Ho visto proprio applausi ai compagni ai tentativi, qua doveva partire il cross, sta dicendo proprio cosa fare anche ai compagni. La crescita di Osimhen, ragazzi, è esponenziale quest'anno, è bastata un po' di continuità, è veramente inarrestabile. Poi gli capitano anche, perché poi è così che capita nel calcio, quando sei in forma e in fiducia ti trovi anche nel momento giusto, al posto giusto per fare i gol, quelli semplici. È proprio giusto. Michele, vedi, bravo Angelo, io sono un po' il rospetto di Spalletti oggi. Bravo Angelo, benvenuto. Michele, sono D, fammi sapere che cosa sei, D. Fase difensiva di Lozano grandiosa. Bravo Giuliano, questo più che ancora della fase offensiva, che ha distribuito un paio di cartellini gialli, è stato molto attento in fase difensiva, ha fatto 2 chiusure importanti fino alla linea. Buonasera Gianni. Ragazzi, qua devo bere, lasciatemi like, lasciatemi like. Non vedrò più quell'obbrobrio Peppe, quella maglia, meno male. Io davo subito la colpa alla maglia, se avessimo perso. Felice di aver rivisto te, ma anche io, Michele. Anche io, e dopo un inizio dove ha sbagliato il primo appoggio, poi mi è piaciuto anche, è entrato nel giro palla poi del Napoli finale, passaggi di prima, si è fatto vedere con la capa del cuscino, perché è giusto avere la capa del cuscino, però bene. Speriamo, Carlo, speriamo. L'Osi meritava il 7 già per quel rientro, sì, ma poi ha continuato molto bene. Manco il tempo di dire a Elmas di passare la palla, che mi ha zittita subito. Ambè. Sì, l'abbraccio di Spalletti Lobo tra l'altro non è una cosa nuova. Se non sbaglio, capitò a inizio ritiro, quando Lobotka raggiunse i compagni e Spalletti se lo abbraccia così, proprio platealmente, uno sopra la... È una cosa che fa Spalletti, bene. La notizia è straordinaria quella, certamente. Fa piacere ai 10 minuti per Dem, vediamo che recuperiamo anche lui. 3 sfogliatelle appena sfornate. Vabbè, Brian, tu ti puoi ripetere, ma io posso anche non essere mai d'accordo con te. Tu lo puoi scrivere quando vuoi. Non è il fatto che tu dici una verità, una falsità, tu più la scrivi più diventa vera. Assolutamente no, tu sarai di questa opinione e rimanici. Io sono dell'opinione che è un rigore nettissimo e che non si può non dare. Si dà in diretta questo rigore qua e poi il VAR te lo conferma, ma tu resta della tua opinione. All'arbitro lo do domani, però sicuramente 4,5 generosi. Sì. Cadda crescere più, cadda crescere più. Allora c'è pure l'Osco. I moderatori, buonasera a tutti. Sì, Rossana, assolutamente sì.
Ciao Time, peccato che gli arbitri non riescono a farci pareggiare le partite, non fischiarci nei conetti. Pazienza, spero se ne facciano una ragione. Che poi, esatto, questa è poi la bravura del Napoli quest'anno è questa, li devi fare avvilire. Devi fare avvilire gli avversari che dicono uno ci prova nel primo tempo. Loro avevano pure creato qualcosina. Ancora non sono usciti gli XG, ve li faccio sapere appena escono. Nel primo tempo loro si erano affacciati, qualche cross, qualche corner, però li devi fare avvilire, non gli devi dare quella cosa, i punti non li fai qua, i punti non li fai col Napoli, se ne parla con un'altra squadra. Allora, bene Davide, ha sbagliato un primo passaggio e poi l'ho visto bene, passaggi di prima, inserito al centro che gestiva la palla, è chiaro che sono 10 minuti finali dove l'avversario e anche se anche arreso, però era importante almeno non farlo sentire proprio fuori dal progetto, perché pure in conferenza Spalletti che parla di Gaetano, parla di Zerbin, ti parla di Beresischi e Demme proprio fuori dai giochi, è stato secondo me una cosa che ci ha pensato su Spalletti, e fammi fare questa cosa qui, proprio per non dare a nessuno quella sensazione di non essere parte di questo gruppo straordinario. Che dire di Osi che respinge di testa sul corno della Cremonese dopo 6-7 secondi, va in pressing, è una bestia, no? Osimhen è una bestia, questa è la bellezza. Altra cosa bellissima è che se Dio vuole non vediamo più sulla maglia. Esatto, Alessandro. 1 per Valerio, 1 per gli amici Bellini e 4 per il mio Napoli. Grazie Claudia. Infradito per Anghissà. E fammi vedere, perché se non sbaglio ho visto Alessandro Ludovico Stresa, eccolo qua. Ah, non è uscito, eccolo qua. Lo possiamo dire o aspettiamo ancora? Vasquez Rosso, dobbiamo aspettare. Allora tu, lo sappiamo, noi abbiamo un rapporto, caro Alessandro, e tu devi continuare a dire le cose che devi continuare a dire, però quella cosa là che dicevi tu non si può avverare più, perché quell'altra cosa lì invece io la sto dicendo, quindi tu puoi anche non dirla. Vasquez Rosso, sono d'accordissimo. Buonasera Nicola, un'altra tappa superata nonostante tutto. Allora, per vincere queste partite bisognava giocare a cacchio di cane, 3 punti in cascina. Che significa cacchio? Le partite sporche, cioè, non ho capito che intendi, Ciro, sinceramente. Tu devi giocare bene a pallone. La cosa bella è che il Napoli gioca bene a pallone. Io ho visto una partita, non voglio parlare degli altri, però io dovrei cominciare a parlare degli altri, perché sennò il canale non cresce, devo parlare anche degli altri, però ne dovrei parlare in termini moderati e morbidi e non ci riesco. Ragazzi, la partita Juventus è stata una partita di un orrore, di una noia, di un obbrobrio mai visto, sia la Juventus ma anche la Fiorentina. Mamma mia che brutta gara, mamma mia che brutti passaggi, e che non ci sono trame, non ci sono idee e non c'è un tiro in porta che sia degno di questo. Mamma mia che cosa tremenda. E io, capito, almeno mi vedo il Napoli che mi riconcilia con il calcio. Vado a lavorare, però mi lamento, mi basta di sapere che il pubblico è contento. E Valentino ovviamente grandioso, che cita il nostro unico e inimitabile quello che si schifano tutto qua. Teniamo la musica, teniamo l'arte, gli attori, il teatro, il clima, i paesaggi o caffè a pizza. Ehi, ma manco fanno buono, maronna mia. Dai, un corso di coreano, è vero. Però ha detto Giovanni Meretta, ha detto che loro parlano in inglese, quindi o fanno un corso di inglese tutti e due, perché sennò si ingrippano, però fortunatamente niente di male, non è successo niente di pericoloso, però è chiaro che questa è una delle quelle cose che vanno aggiustate. Assolutamente sì, consideriamo, bravo Pasquale, consideriamo ancora 13, perché poi io non credo, poi è chiaro, ne stiamo vedendo di tutti i colori, con i testacoda, però con la Sampdoria io do 3 punti all'Inter, non gioco, ma do 3 punti all'Inter subito. L'importante è che si continua, no? C'è una partita in meno e il distacco è immutato, quella è la cosa buona.
Allora, unisciti al canale Telegram ufficiale. Mourinho non si lamenta mai. Sei un po', sei sarcastico anche tu, CJ. Abbiamo pure i ciurari per Sanremo e gli autori di Mengoni e Co. Orgogliosamente maranesi. Buonasera Lionar. Spalletti ne ha parlato a DAZN? Questa sarebbe una novità. Fatemi sapere perché Spalletti di solito non parla degli arbitri, dice sempre bravi. Fatemi sapere perché mi interessa, poi dopo lo analizziamo con calma. Michele D'Ambrosio, Sima Forte, Sima Bell, Mao Omeglia e Marittiello. Che cosa meravigliosa. Marittiello è un altro tema, Michele, perché l'ho visto un po' nervoso. Se ho tempo, perché poi domani mi deve uscire l'analisi tattica, voglio recuperare un paio di screenshot dove ho notato che è cominciato il nervosismo di Mario Rui su Pickle. L'ha innervosito perché a un certo punto c'è stato un contrasto più o meno regolare e Piccolo gli fa il segno alzati, non ho fatto niente. Mario Rui gli fa proprio un ok e poi avviene quel calcetto che avete visto, no? A palla fuori, proprio fuori sul fondo, gli scappa il calcetto a Mario Rui. Era nervoso Mario Rui e Pickle che protesta. Hanno continuato un po' di scaramucce su quella fascia sul nervosismo. E però poi quando poi è uscito e l'ho visto sorridere, quello poi è la cosa bella, assolutamente. Non lo conosco proprio Leonardo, non ho visto niente di Sanremo. La maggior parte dei nuovi artisti che possono essere chiamati artisti o meno artisti mi arrivano se succede qualche cosa di virale e la cosa diventa un meme, mi arrivano poi oltre l'oceano. Veramente non conosco. Se tu mi dici come fa il pezzo di, non so se è un rapper, se è un trapper, se è uno che canta pop, non so veramente niente, quindi perdonate la mia ignoranza, ma non posso assolutamente commentare la musica degli anni 2023, non ne so. Altre partite erano colorate, non ce ne importa, diretto, è vero. L'Inter Parigi, Claudio, speriamo. Vediamo ragazzi, compatibilmente con il tempo ci proverò. Quindi Dem è vivo. Pensavo non avessero stampato le magliette, comunque avrei preferito Gaetano. Sì, tutta la partita. Si può pensare a un Simeone titolare? Si può pensare a un Simeone titolare contro il Sassuolo? È una buona domanda. Io avevo pensato addirittura a un Olivera titolare per avere poi Mario Rui titolare e avere poi l'Olivera titolare in Champions. Però si può pensare a un Simeone titolare contro il Sassuolo. È un'idea. Vediamo. Spalletti ci ha dimostrato che non abbiamo ancora avuto poi la concomitanza con uno scontro che poi è andato e ritorno, quindi non è il girone che è diverso. Quindi dobbiamo vedere, però è un'ipotesi non peregrina, ecco. Stanley Kubrick robot, dirigi anche la mia vita, bellissimo Jacopo, straordinario. Sono pochissimi 209 like, non so quante ce n'erano preventivi, ma Ivan reclama, arriviamo a 300 ragazzi, 300 perché vedi io non c'ho voce ma sono qui live per voi, mi dovete dare atto, mi date atto. E ringrazio anche Francesco Fucci da Barcellona Azzurra. Buonasera a tutti voi, compagni di viaggio verso una destinazione meravigliosa. I cioccolatini di Dilo confezionato al room da Elmas, miglior regalo di San Valentino. Bellissimo sto messaggio, bellissimo il passaggio di Lorenzo, grande partita di Lorenzo. Elmas ha fatto un gol che è da centravanti vero, da centravanti puro, tecnica, forza, tempo di inserimento. Bah, sinceramente saprei più cosa dirvi.
Pica se l'è meritato, non per far male, sia chiaro, però anche chi ha giocato a calcio lo sa, quando uno provoca protesta troppo gli si fa capire, hai ragione, questo è chi conosce il campo. A un certo punto tu ti fai sentire e dici comunque tu sei a casa mia. Hai ragione. Parole testuali: i calciatori non devono protestare, ma l'arbitro poteva fare meglio, c'era un rigore su Kvara e un rosso non dato. Lucianone, cuore mio, bravo, così non devo aggiungere nient'altro. I giocatori non devono protestare, bene, testa bassa, lavorare e li batti 3-0, ma l'arbitro poteva fare meglio, c'era un rigore su Kvara e un rosso non dato. Bravo, tutte e due, amico mio, tutte e due, sempre tutte e due. Purtroppo gioca bene, anche se forse mancherà Berardi. Ho visto Berardi, che ce l'ho io al fantacalcio, ovviamente tutti sempre infortunati. Kim va fatto riposare, però c'è quella cosa della squalifica, della diffida. Se lo fai riposare, poi dopo vai a fare la Champions, poi dopo c'è l'Empoli, e poi sta a una media di un gol a partita, praticamente 17 gol su 18 gare giocate, poi non so i minuti in questo momento, però praticamente un gol a partita. Non voglio pensare che continuerà a fare un gol a partita finché non finisce il campionato, credo che le giocherà tutte, se non ci saranno raffreddori può arrivare a 25-26 tranquillamente, poi veramente dipenderà da quanto poi il Napoli è in vantaggio, perché la priorità è ovviamente il campionato e ovviamente vince il campionato, però a quel punto Spalletti, se ti avvicini poi all'obiettivo, dai soddisfazione, dipende tutto dal contratto di Spalletti, cercate di capire, dai soddisfazione ad un Osi, ok, gli fai vincere il campionato, arrivano le offerte arrivano lo stesso, però dai soddisfazione ad un Osi e magari te ne vai poi ad allenare in Inghilterra e magari la squadra dove vai ad allenare te lo prende e quindi tu Osi sei contento perché ti ha fatto, o dai soddisfazione a un Simeone perché continui la tua avventura a Napoli e vuoi aprire un ciclo e Simeone è comunque un signore attaccante, capite, perché il contratto di Spalletti è importante. Sì, è qui. Persino la domenica sportiva è correttissima. Dove stava il VAR? Capitano che la Garra, l'ha urlato Garra. Ho urlato Garra, Giuseppe. Molto più mezzala come Azzaeo, centralmente bloccati. Va bene l'alternare il gioco sugli esterni o dritto su Osi. Tu come l'hai visto? Osi bene. Sì, Osi bene a dettare il passaggio. Io quando vedo Mario Rui che non ci pensa un attimo e lancia subito verticale, vuol dire che l'hanno preparata in quel modo e non c'è tempo da perdere nel fare il giro palo. Dilo oramai sta sempre là, Valentì, cioè è parte proprio dello sviluppo del Napoli Di Lorenzo, molto più interno rispetto a Mario Rui che lancia subito e poi si butta a creare la superiorità, ma oramai Di Lorenzo è quella la sua posizione media. La vogliamo chiamare mezzala? Sì, perché sta vicino al cerchio di centrocampo sicuramente, ma deve creare quella superiorità lì, non l'intensità, com'era quella cosa, quella frase, non mi ricordo. Marione, io mi sono permesso di dire, poi dopo nell'analisi tattica della partita con lo Spezia, io mi sono permesso di notare una cosa per quanto riguarda Politano. Ragazzi, noi non dobbiamo pensare che poi tra di loro ce l'abbiano tra di loro, eccetera, eccetera. Spalletti ha un numero, ha gli 11 titolari e si sono capiti che gli 11 titolari comprendono Lozano e comprendono Mario Rui. Gli altri non sono in discussione, non c'è dubbio. Poi ci sono le sostituzioni classiche, quello di Olivera, quello di Elmas, era Politano una di quelle sostituzioni classiche. In questo momento mi dà l'impressione
che vuole dare un po' di soddisfazione anche agli altri che si sono comportati bene in allenamento. Questo noi purtroppo non vediamo se justifiable doubt, non vediamo quanto impegno c'è in allenamento. Magari è un periodo dove Politano sta un po' più scazzato e si impegna di meno. Ti aspettavi di giocare e non giochi e quindi la volta dopo ti impegni di meno. Potrebbe essere tutta una serie di discorsi. Non ne parlerei come fosse un caso, ma sicuramente non mi posso dimenticare che Politano se ne voleva andare d'estate. Non gioca, era sul piede di partenza, senza dubbio. E su quella fascia Lozano in questo momento mi sembra più mentalizzato, mi sembra che sta facendo la fase difensiva che invece faceva meglio Politano, e quindi si fa preferire. Buonasera, sì, senza dubbio sì. Rosso non dato, rigore da brividi, Spalletti vuole subito chiudere il campionato, si vede molto chiaro. E ora la dico grossa, battiamo i tedeschi, puntare alla Champions non è ottimismo, ma siamo forti. Sicuramente è ottimismo, sicuramente mi farebbe piacere battere i tedeschi. Puntare alla Champions, ragazzi, poi dipende da una serie di fattori, dipende dall'impatto con la competizione, dipende dal sorteggio che ti capita, dipende dall'entusiasmo, dipende da poi come sta andando il campionato, anche perché è una cosa completamente nuova. Però sti ragazzi stanno facendo delle cose, un percorso così bello nel girone nemmeno ce l'aspettavamo, e allora lasciamo tutto aperto alla possibilità, perché no? Io, lo sapete, mi sono sbilanciato in tempo non sospetto, in tempo record per quanto riguarda il campionato quest'anno, e sono contento di averlo fatto e di non avervi mentito. Per quanto riguarda la Champions League, ritengo sempre che sono dei percorsi che devi fare, è impossibile, è difficilissimo, calcisticamente impossibile che non arrivi mai ai quarti e improvvisamente fai i quarti, poi semifinale, poi finale. È difficile. Però che vi devo dire? Osimhen ne farà 38. Basterebbero 37 per toglierci da mezzo Higuain. Io non so più che dice. È posto ubriaco in Napoli. Una sola cosa, voglio sentire in diretta l'audio di tutti gli arbitri. Finché non si cambia sta cosa, non posso credere alla buona fede del sistema. Ha fatto una buona partita sicuramente. Simone, fammi vedere se sono usciti gli XG, giusto per sfizio. Poi gli XG non dicono tutto, sia chiaro, non la stanno aggiornando la cosa. Vediamo se più tardi esce. Comunque sì, hanno fatto una partita che non si sono arroccati, hanno provato a ripartire, squadretta così e così. Certo che però non hanno ancora vinto una partita in campionato, meglio aver superato anche questo ostacolo psicologico della trappola di quelli che ti hanno comunque buttato fuori dalla Coppa Italia. Via, è roba del passato. Bene. Angela no, gioca sotto punta. Gioca trequartista puro, dietro la punta, è libero di svariare. Densità, bravo. Che già è difficile che tenga voce. Sono arrivati 350 like. Dai. Bravi, no, bravi. Hai ragione Pasquale, hai ragione. Se ci fai e ogni tanto capita, perché poi il tifoso del Napoli guarda un po' tutti e fa anche piacere vedere se chissà che cosa dicono, se ammettono la superiorità, eccetera, eccetera. Molto spesso, ultimamente almeno, le thumbnail sono sempre le stesse, le frasi inarrestabili, ingiocabili, si devono ripetere, e questo crea dei problemi, credo, non solo agli youtuber delle altre squadre, alle volte anche agli addetti ai lavori che non sanno più che dire. Ho sentito nelle ultime partite le domande che facevano Spalletti: non sappiamo più cosa chiederti. È il vostro lavoro, impegnatevi. Però sì, è un Napoli che mette in difficoltà anche gli addetti ai lavori. Allora, lo puoi dire tu.
tranquillamente, Vincenzo, lo possiamo dire noi. Brian, sei solo contro tutti, è inutile che fai, divertiti, ma sei solo contro tutti per quanto riguarda il rigore. Non funziona. Un dato, 6º gol consecutivo di Osimhen, l'unico a riuscirci negli ultimi 10 anni è stato un certo Higuain quando ne ha segnato 36 con Sarri. Quando ne ha segnato 36 con Sarri. Lo sapete l'altro dato? Ve l'hanno detto che Kvara alla 22esima giornata, che era oggi, è la 22esima giornata, non voglio dire stupidaggini perché l'ho sentito su Paramount Plus, 22esima giornata, Kvara ha fatto 22 anni e ha segnato al 22esimo. Ve l'avevano detto tutto ciò? E il capitano ha il numero 22, ve l'avevano detto? Forza, i like. Bravo Adamo, grazie Adamo. Il 22, ma non lo so se ve l'avevano detto in TV in Italia. Pure i casi vanno gestiti. Di Politano se ne parla poco, quindi non me la sento di considerarlo un caso. Ricordo quando Insigne stava una partita in banchina in tribuna e l'ambiente subito si allarmava, senza dubbio. Sai, ci sono certi giocatori che fanno più rumore di altri, però conosciamo il procuratore di Politano che sta sempre in TV e in radio a parlare sempre con sempre gli stessi. Quindi non credo che possa rompere uova nel paniere in questo momento, perché poi ne vanno di mezzo anche gli altri 2 assistiti che sono titolari inamovibili. Però già sai. Sì, Chris, sono d'accordo. Anche con quella cosa, c'è stato un paio di passaggi vicino al limite dell'area, anche un po' rischiosi, e lui si è preso la responsabilità. Sono d'accordo. 59 punti tutti a casa. Comunque, secondo te, quali partite non avremmo vinto gli scorsi anni? Ce ne sarebbero parecchie. Ecco perché io questo discorso non lo faccio e lo lascio al tempo che trova. Chris Nard, bentornato amico mio, e ti abbraccio forte. Just became a sponsor con Lozano, che fa vedere l'appartenenza alla maglia. Ricordiamo le parole di Lozano. Bentornato Chris, mi fa piacere. Chiedo al Napoli, lo so, la maglietta è un caso perso, è un discorso che non si può fare. Vogliamo fare uscire un po' di gif carine di questa squadra, visto che siete bravi su TikTok, siete bravi con gli admin, con Instagram, così. Servono nuove gif con le magliette nuove, servono cose sfiziose da dare ai content creator. Ragazzi, il Napoli è celebrato in tutto il mondo, ve lo dico io che da New York vedo e c'ho un algoritmo diverso dal vostro. Ascoltatemi bene, Calcio Napoli, io da New York c'ho un algoritmo diverso dal vostro in Italia. Voi non sapete, l'algoritmo è diverso, è personalizzato su ognuno di noi. Io, che sono un musicista che sta all'estero, che segue anche il calcio internazionale, ho un algoritmo diverso e vedo pagine, vedo reels fatti da gente che il Napoli non se lo cagava mai e quest'anno devono per forza cagarsi. Fate uscire cose nuove che possono usare i content creator, che li utilizzano. Se invece scrive Napoli esce solo con mandolino, non va bene, deve uscire Kvara, deve uscire, stiamo ancora, c'è ancora Carnesis. Tifo Taranto e simpatizzo Napoli da Filadelfia, non vi permettete mai più di giocare il biancorosso come il Bari. Lo vedi? Lo dice lui, non lo dico io. Sono usciti Peppe Di Palma, bravo. 0-16, ma aspettavo qualcosina in più. Vabbè, è record? Fammi vedere, perché potrebbe essere record negativo, perché abbiamo lo Spezia 0,41, Sampdoria 0,38, 0,21 l'Empoli,
0,21 la Roma all'andata, 0,66, 0,30 la Lazio, 0,38 la Fiorentina, 0,12 il Monza. Ecco, quasi il Monza ha fatto peggio della Cremonese come XG. Ora, per sfizio, ce la segniamo. Onore alla Cremonese, tutto quello che volete voi, però Cremos, giusto per completezza, perché è una cosa che ci fa ridere, ci fa sfizio, per la completezza. Ballardini sicuramente avrà detto che meritavano di più, perché cosa così non lo so. Il freddo aveva fatto indurire l'erba, hanno provato a farla. Si parla del fatto che avevano innaffiato alla grande. Dallo stadio evidenzio problemi al microfono e ad uno dei due maxi schermi, calciatori perfetti, ma per il resto si può migliorare molto. Grazie Emilio, ci fa piacere saperlo, ovviamente tutte cose che se non sei allo stadio non lo vieni a sapere, quindi ti ringrazio. Sei riuscito a capire come eravamo schierati alla fine con Demme e Daspa in campo? Credo uguale, amico mio, perché sembravano un po' Demme Anghissà 2 con Dombelé sotto punta e Raspadori, ma erano fasi della partita oramai così. È sempre un 4-3 con Raspadori esterno in zona Kvara ed Elmas sulla destra. Non era cambiato praticamente niente. Forse il triangolo, che con Lobot, che è sempre Lobot, che è il perno centrale, con Demme anche stata più una mano, e c'è Dombelé un po' più in avanti, perché poi ce l'ha detto Spalletti, Dombelé preferisce guardare in avanti che guardare indietro, ma sempre 4-3 era. Bravo Peppino, sei fortissimo. Sei fortissimo. Victor è una sentenza. Bravo, Alessà, bravissimo. Da finale c'è il Super Bowl, mamma mia. Avevano preso la Cremonese del Real Madrid. Gesù. Allora, andiamo a vedere. Se danno quel rigore contro di noi al 90° di Napoli-Inter sulla 0-0, tu come la prendi? Ma io ancora questo fatto? Che me l'ha già pigliata? Questa domanda vale se tu sei un tifoso di un'altra squadra, che noi napoletani siamo famigerati per prendercela con i nostri giocatori, guagliù. Quando capita la cosa, ma sempre detto, mannaccia Mario Rulli, ingenuità di Rachmani, se dormuto lo bot di Lorenzo se non si esce da, ce la prendiamo con i nostri. Quindi quando tu mi fai questa domanda, se quel rigore ce lo danno al 90° contro di noi, Napoli-Inter sullo 0-0, io me la prendo con Rachmani, non me la prendo con l'arbitro. Non potete accusare me o il napoletano in generale di disonestà, perché siamo proprio al di sopra di ogni sospetto. Io sto parlando con voi senza che voi mi guardate, perché ero rimasto con la... Sono allegro. Comunque no, non mi convincerete. Non mi convincerete mai. Va bene Fabio, come volete voi. Non è rigore, così, va benissimo. Come volete voi, siete padronissimi di pensare. Posso avere una mia idea che non sia d'accordo nemmeno con la community, e poi tutti quanti voi della community mi dite non è rigore, io resto della mia idea. Posso? L'ho guardato più volte. Posso? Lo travolge. Posso? Sì, posso. Non mi dovete convincere, non mi voglio far convincere. Potete dire quello che volete voi. Se poi hai capito, a maggior ragione su altre trasmissioni pure vengono a dire che non sono notoriamente pro Napoli, che non sposta poi niente, quindi questa è una cosa che non sposta, è sofismo, è una, come si dice, un'operazione di intellettuale, di onestà intellettuale, che sarebbe bellissimo dire ma quando mai non era rigore, siamo onesti. No, il rigore me le harà, questa è la mia idea, non mi potete posso? Posso. E poi dipende il fatto di Salvini. Ah no? Enrico Giannone, un abbraccio gigante. Grazie. Mi sembra un po'...
Ricordetti mi lo sbilancia che Kvara poteva andare a calciare. Io non lo vedo uno che si butta a Kvara in generale, ma vedo uno che prende mazzate e si rialza. Poi ragazzi, veramente cambia niente. Purtroppo la valutazione di questo, e in questo caso dell'arbitro in diretta, sembrava fosse caduto da solo, poi in video era chiaramente rigore e va per... Ma infatti questo dico, io dico, se non te ne sei accorto subito, il VAR deve avere le immagini e ti può richiamare a vedere, poi tu puoi anche andarlo a rivedere e decidere no, non è abbastanza, si sbilancia, cade troppo presto, quei discorsi che si fanno quando si vuole giustificare un non rigore. Per me va benissimo, però è il VAR che onestamente ti deve mettere il dubbio. Se poi al VAR sono convinti, come voi, alcuni di voi sono convinti, che ti posso dire? Quando potremmo vedere Ndombele giocare un tempo intero, non solo 10 minuti, un po' di riposo anche sa non farebbe male, ogni tanto entra coi sandali, mica ogni tanto, sempre, ultimamente è sempre così. Rachmani molto 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 meglio, Rachmani molto bene, e su Ndombele ragazzi toglieteci la speranza, perché anche sa abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 conferme, uno dietro all'altro, di partite dove Anghissà ci deve dimostrare qualcosa in più. Evidentemente, nonostante un Anghissà al 50, al 40% delle sue possibilità, è meglio di un Ndombele al 100%. O forse Ndombele non è al 100%, è quello che ci fa vedere che Spalletti vede in allenamento, non raggiunge quello che ti dà Anghissà. Spalletti ci ha detto un'altra cosa che dobbiamo tenere presente: ci sono dei giocatori che ti fanno giocare meglio gli altri 10 intorno, e può essere che Anghissà ti dà una tranquillità perché comunque nei calci piazzati magari si fa sentire con la sua fisicità, anche quando non interviene, come posizionamento magari è utile, e hanno preso bene le distanze, anche Lobotka e Zielinski sanno come muoversi, occupare tutte le zone del campo. Ci sono molte cose, noi vediamo la giocata, e la giocata di Anghissà ti fa stare un po' male, ti fa venire la cosa perché dice ci stai facendo il piacere, lo vedi sempre un po' dinoccolato e moscio quando si deve poi liberare del pallone. Quindi sono tutte valutazioni, ma in questo momento noi dobbiamo registrare una cosa certa, che gli 11 titolari questi sono, e Spalletti, senza avere nemmeno la partita ogni 3 giorni, cioè con la partita, con la settimana tipo, questi giocano. Adesso vedremo se la settimana tipo che poi porta alla partita in Coppa cambierà qualche cosa. Non lo so, perché Spalletti ha detto 13 vittorie, che ti sembra facile fare 13 vittorie, non è facile, però adesso ne servono 12, e quindi Spalletti lo sa bene, deve mantenere tutti sulla corda, però è chiaro che tutto per lei, tutto per se stessi, tutto per noi stessi, vuole vedere i napoletani impazzire, questo obiettivo nessuno se lo vuole far sfuggire, e questi sono i giocatori che ti danno delle garanzie, e Spalletti lo ha fatto capire tranquillamente. Donato benissimo, c'era anche l'espulsione, voto a Meret. Kimbo non saprei che voto dare a Meret anche questa volta, mi stanno mettendo in difficoltà con le pagelle, perché se non fa una parata, ha fatto un paio di parate quelle facili, ma non è 0-16, non è. Stessa voglia del 10° chiamato l'ultimo momento della partitella del giovedì, eppure non me ne fa vedere che così è così. Partita ottima di Lozano, gli mancava solo il gol, se solo ogni tanto azzeccasse l'ultimo passaggio. Quando Zielinski sì, perché era proprio brutto, sembrava che avesse preso una distorsione, invece per fortuna, vedi un po', alle volte uno si deve dire per fortuna, stai struppiato, ma perché è caduto con la faccia sui tacchetti dell'avversario. Allora, del secondo giallo come si giustifica? È assurdo, cercando di riaprire il campionato, ma siamo tutti più forti di tutti. Kim e Kvara non mi va di classificarli da 1 a 10 perché li reputo fuori classe. Del resto, come Spalletti ha plasmato un nuovo Napoli, e non solo dentro al campo, comunicazione Spalletti superiore a quella di Mu. Faccio i piatti, sparo la diretta di Valero sulla TV dell'app di YouTube, e anche fare i piatti diventa più bello. Che bello Emiliano, vai.
Politano posta 28 minuti della sinistra e scrive 3 passi nel futuro. Poi che bello, ha regalato anche il motorino giocattolo alla figlia, lo vedo tranquillo e contento in stile Simeone. Bene, benissimo, queste sono le cose belle. Poi Politano è uno che posta, che sta molto sui social, e quindi se ci fa vedere che partecipa alla vittoria del gruppo, anche senza far parte della cosa, ci va benissimo, e queste sono conferme di tranquillità. Finché si vince, ragazzi, tutti sono contenti. Anche quell'Elmas che all'epoca disse il mio primo amore è la panchina, però con il sorriso, poi quando andate a vedere le interviste fatte successivamente si vedeva che era un Elmas abbastanza sereno. Poi è chiaro, un po' di soddisfazione la devi avere sul campo. Elmas se l'è presa prepotentemente questa sua soddisfazione sul campo, e arriverà anche il momento di Politano, perché poi quelli sono lì a destra, ci si può alternare con Lozano, Elmas può andare lì, Raspadori in teoria può andare lì, però alla fine il primo sostituto deve essere nelle logiche anche Politano. Ci hanno tirato sulla Bolluna, ma Kim neanche lui scherza a mettere la capa, coraggiosissimo sul gol di Osi, veramente, veramente coraggioso. Alberto, bravo, metti il like e poi Zilischi quando si incischi, esatto. Se scambetti si vede dall'intensità. Al Super Bowl, dove ti giri trovi celebrità, e poi l'ho letto all'inglese, celebrity. Giancarlo Marocchi, mi prometti di non piangere? Che poi non l'ho letta sta cosa di Marocchi, cioè mi è arrivato qualcosa ma non ho capito. Chissà se il nostro ospite ha sentito le dichiarazioni di Marocchi e ci può aiutare, perché io non ho proprio idea. Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. 10.000 euro. 10.000 euro. Non è il costo della felicità, cantava Pino Daniele, e non è nemmeno una citazione cinematografica. Avrei dovuto e scelto facilmente 1 milione di sana di crescenza e memoria. No, Valerio, 10.000 euro è il costo della nostra dignità di essere tifosi di Liverpool. Ma devi sapere che la lingua si evolve. Chiaramente è quasi scontato dirlo che l'Italia non è una nazione razzista. Ce lo ricordano tutti i giorni tutte le televisioni nazionali, locali, TV private più o meno grandi. La lingua si evolve, Valerio, se no parleremmo ancora come nel Medioevo. E 10.000 euro è il costo della dignità di essere napoletani. Non bastava più essere tifosi del Napoli. Però devi essere sereno perché l'Italia non è una nazione razzista. Ce lo ricordano tutti i giorni da anni, tutte le radio locali, nazionali, private, più o meno grandi o più o meno piccole. Ma si evolvono anche gli usi e consuetudini, la moralità, e 10.000 euro, Valerio, è il costo della dignità, a volte di una persona, anche di chi non c'è più, tipo come Diego Armando Maradona, che ha avuto la colpa di dare lustro e gioia a un popolo. Ma l'Italia, Valerio, non è una nazione nazista. Ce lo ricordano tutti i giornali nazionali, più o meno grandi, i blog, i siti. No, l'Italia non è una nazione razzista, lo sappiamo da anni, tutti i giorni della settimana, tutto l'anno, tranne un giorno, quando a pagamento, però non c'è dato sapere quanto, ci viene ricordato che l'Italia è una nazione razzista, e questo crea un cortocircuito. Sia chiaro, combriamo qualunque equivoco, non è nessun attacco personale. Per quanto mi riguarda, su quel palco ci poteva essere il cartonato di Goldrake, di Roger Rabbit o di Capitan Harlock, quindi non è un riferimento alla persona, uomo, donna, bambino, di qualunque sessualità, etnia, razza o età. Metteteci il cartonato di Capitan Harlock. Per un giorno, però a pagamento, l'Italia diventa una nazione razzista. Ma poi tranquilli, già da domenica prossimo, sabato, a Reggio Emilia l'Italia non sarà una nazione razzista. D'altronde è vietato anche mettere la maglia di una squadra. E l'Italia
ti tranquillizzo, è anche una nazione che difende a pagamento la Costituzione italiana in tutte le sue forme, che negli ultimi anni forse è stata chiusa in un cassetto, ma qui entreremmo in un territorio molto delicato, di nuovo a pagamento, e ci ricordava un importante articolo della libertà di espressione che negli ultimi anni è stata messa un po' nel cassetto, ed è simpatico perché l'Italia non è una nazione razzista, tant'è vero che se dei delinquenti, e tali sono, si picchiano in mezzo alla strada, ed è un episodio condannabile senza giri di parole, senza retorica, un povero Cristo che è residente a Pozzuoli, a Napoli, a San Giovanni, a Teduccio, non può vedere, residente, non tifoso, perché l'Italia, Valerio, non è una nazione razzista, non può andare a vedere la partita per un mese in qualunque stadio d'Italia, qualunque stadio che non è razzista, perché tu devi sapere, Valerio, che non c'è bisogno che il Napoli giochi in uno stadio. Ricordo anche un Udinese Atletico Bilbao durante il Covid amichevole che si inneggiava non a un popolo, allo sterminio di un popolo, e nemmeno come tutti gli stadi, che sia Palermo, Bari, Salerno, Cagliari, Bologna, che è una splendida città, Venezia, Firenze, una delle città più belle e eleganti del mondo, è inutile che le citiamo alla Salvini. Non ho neanche un odio, molto più semplicemente lo sterminio di un popolo, nemmeno diciamo in una maniera almeno dolce nel sonno, duri colti da infarto, no, lavati col fuoco come gli ebrei, ma non hanno il coraggio di dire ebrei, sennò immaginate il caos internazionale. Ma l'Italia, Valerio, non è una nazione razzista, e quindi dei poveri cristi che hanno solo una colpa, quella di essere residenti a Napoli, non possono andare a vedere una partita pur non avendo commesso nessun reato, perché la Costituzione la si difende a pagamento. Quando gli si conviene, la stessa persona poi ha chiesto di cambiarla 2 o 3 governi fa, ma quello è un altro discorso, poi andremo in un altro territorio. La cosa importante, Valerio, che l'Italia non è una nazione razzista, questo è importante. Questo è il mio passaporto, come sai partirò breve e vi toglierò il disturbo nel canale. Oggi faccio una cosa che mi crea molto dolore. Questo è il mio biglietto dell'Eisel. È giallo. Volevo metterti in grande per farlo vedere bene. Non farò vedere mai le fotografie, non le vedo io manco più dall'85, perché anche se è troppo lontano, i volti sono coperti, io so benissimo che lì a terra ci sono delle persone che non ci sono più. L'85 è un anno molto lontano, non avevo la barba e non l'avevo bianca. L'Inghilterra è stata estromessa dalle coppe, noi abbiamo dominato in Europa. Tanti anni dopo noi abbiamo tanti problemi nel campionato italiano. È inutile fare l'elenco di tutti gli scandali che hanno attraversato in questi anni. Sono tantissimi, sono numerosi, non ultimo, insomma, esami farlocchi o bilanci di società che non vengono quotati in borsa, ma che invece sono quotati in borsa. E mi preoccupa molto sentire che non Valerio, io, che non abbiamo nessun potere, non solo giuridico, mediatico, nulla, di poter provare a migliorare le cose, sostenga che la società sia d'esempio. Spero che non sia stato un esempio che tutti non abbiamo pagato gli stipendi all'epoca, che sia il modello. Addirittura giornalisti molto più in gamba, esperti e ricchi di me, definiscono locomotiva dell'Italia. Allora io mi domando, visto che anni dopo mi ritrovo in questo calcio, e l'Italia non è, ricordiamoci, questo è importante, una nazione razzista, semmai abbiamo noi la colpa di essere napoletani. Ecco, se forse abbiamo sbagliato locomotiva, o qualche anno fa la dovevamo rottamare. Grazie Guido Gentile per il doveroso richiamo alla realtà, mi permetto di dire. Allora prendiamo un po' di messaggi, ragazzi, per Guido. Io posso stare, lo dico a Guido, lo dico anche a voi, un'altra quarantina di minuti,
Non per altro, ma perché sono a livello, sono giù di voce, non giù di corda, ma sono giù di voce. E ricordo all'amico Ale Bisco, ho promesso il capello blu in caso di capello azzurro, ma in questo caso qui può essere che lo devo fare rosso, perché siamo oramai a Napoli. In caso di scudetto, il capello corto è in caso di Champions, quindi io mantengo le promesse, non vi preoccupate. Ci sono 3 buone notizie oggi, Valerio. Sì, vai, dille. Fammi dire però a Lucio che non è la tazza dell'Inter, ma è la tazza azzurro fluido. Non c'è nero, è tutto blu e azzurro. La prima buona notizia è che Napoli ha 0 punti e quindi la classifica di Guido è confermata, e questa è per Napoli, i tifosi del Napoli e Spalletti, soprattutto i suoi ragazzi, è una notizia ottima. Per gli altri è una pessima notizia, perché significa mantenere la quota scudetto molto alta, e per altre squadre questa quota scudetto invece si è abbassata, no? Milan e Lazio. La seconda buona notizia è da già parecchie domeniche che Lozano è tornato sui livelli che a noi, insomma, che noi gradiamo. Salta costantemente, sì. L'uomo è propositivo e devastante, cioè, ha perso un pallone, è anche molto attento in difesa. La terza buona notizia è che Anguissa ci ha fatto l'ordine intanto di infilarsi le scarpe, ma io credo che lui entrerà in forma nel periodo cruciale, cioè, Lazio, Milan e Champions League, perché è una lenta progressione, ma la progressione c'è. Ok. Io ho visto il primo tempo ancora mi ha fatto gridare, nel secondo tempo poco meglio. Sì, però non arriva più il secondo, terzo nella palla, la va a riprendere. Devi vedere da questo aspetto che la gamba sta tornando più efficiente, più veloce. Ok. Sembra la sensazione che stava facendo un piacere. Poi fisicamente... ma infatti ho detto, si è solo infilato le scarpe, poi si rilascerà e poi sgambetterà meglio. Però intanto è il primo step. Ok, sì. Perché se intanto non te le metti queste scarpe, non te le puoi allacciare e non puoi correre. Quindi. Esattamente. Allora, mi dicevano questo fatto di Marocchi che io non avevo sentito. Post partita di Udinese Sassuolo ha chiesto a Dionisi: mi prometti di battere il Napoli? Vabbè, ragazzi, qua sono schermaglie verbali che non ci trovo nulla di grave, ma poi sono anche disperati perché non hanno più aggettivi, perché non sanno più come raccontarlo sto campionato. Non mi appellerei, anche perché Guido Gentile ha detto noi dobbiamo camminare sopra gli altri, e mi sembra che stiamo camminando abbastanza sopra gli altri, perché sono 59. Esatto, meraviglioso. La UEFA ha riportato i debiti bancari delle squadre, i debiti bancari, questa poi è una distinzione da fare, delle squadre di A, e il Napoli risulta avere 0 debiti, dato che non si è costretti a vendere. Per lei è possibile aprire un ciclo che punti a vincere in futuro? E 2 cose. La prima, sono contento, chiaramente la UEFA in realtà è stato un sito di finanza che ha fatto questo studio e la UEFA l'ha riportato, e sicuramente non ha ascoltato me, Valerio, non perché voglio sminuire Valerio. Sono molto contento che la settimana scorsa abbiamo fatto una confidenza molto importante, detto, guarda, il famoso articolo sulla Superliga, una grande bluff, no? Ho detto, beh sì, possono andarselo a fare, ma intanto cominciate a pagare i debiti, perché ci sono i debiti per lo Stato, per i fornitori, per le banche, e considerate il Real Madrid ha 1 miliardo Mamma mia. di debiti. Questa favola del fatturato, ho detto, ma queste squadre, ho capito, però ho detto siccome si parla di sport, no? Se io ho comunque 1 miliardo di debiti, significa che mi sto permettendo dei giocatori che intanto non sto pagando appieno quest'anno, perché continuo a accumulare debiti, no? Ovviamente sono giocatori molto più forti di un Chievo, se no anche il Chievo fa 1 miliardo di debiti, torna in Serie A e vince il campionato. Dice, ma non è lo stesso fatturato, ma non ce l'ha perché non vince. Prova a vincere, diventi più appetibile per gli sponsor, per le banche, per i tifosi, eccetera, no? Basti vedere che il San Paolo, nessuno più, a Sesto De Laurentiis adesso non ha nessun difetto lo stadio, no? Io lo amo, eppure stracolmo pure nell'anello inferiore, perché la squadra vince e tutti vogliono essere protagonisti. I parcheggi, improvvisamente si parcheggia facile, la metropolitana funziona. Riguardo alla domanda, sì, l'abbiamo già detto, probabilmente il signore non era presente. Intanto dobbiamo puntare su alcune certezze. Per me la certezza è la pietra angolare, capire. Io gradirei un sì. Se Giuntoli ha le motivazioni, la voglia di rimanere, io l'ho sempre detto, non parliamo di Einstein, nessuno di noi Einstein, no? Però ha detto un uomo che è molto capace, è abbastanza giovane ancora, ha fame, una fame
giusta, sportiva, no? Uno che non è, si dice in gergo, no? Quando tu sei ormai sazio di titoli, fatto una bella escalation, ha buone intuizioni, la cosa importante è che tu, nello sport tutti sbagliano, sbagli il meno possibile, pensa al mercato del Milan in quest'anno. Quindi è la prima pietra angolare. Dobbiamo entrare nell'ottica delle idee che alcuni giocatori, come è giusto che sia, siano di passaggio, ma con una novità, che se Napoli dovesse vincere, vedete, beh, non è più quella retorica, stiamo facendo cose fantastiche qui di là, perché tu sai che vai in una squadra che vince, ha vinto e vince, e cambierebbe moltissimo la forza, che non è più verso l'esterno di questi giocatori, ma anche verso l'interno. Con un'altra cosa, quindi la mia risposta è sì, però devi puntare su alcune intanto certezze. La seconda cosa è che tu sai benissimo che quando c'è qualcuno che gioca bene a pallone è molto più facile attrarre qualcuno che voglia andare a giocare a pallone bene in una squadra. Cioè, oggi come oggi è più facile giocare nel Napoli, no? Perché molte persone giocano bene a pallone. E quindi anche un giocatore medio intanto è facilitato da un organico che dà risultati buoni, da risultati eccellenti, da una confidenza col territorio. Quindi è molto più attrattivo. Chi vuole andare adesso a giocare a una squadra che è in crisi o spogliatoio rosso? Nessuno, anche un grande talento, perché sono rogne. Quindi sì, ci sono tutti i presupposti, anche perché noi avanziamo molti titoli che non abbiamo vinto, l'abbiamo fatto vedere negli anni passati, quindi sarebbe non una restituzione di ciò che è stato, diciamo, non raccolto, non voglio dire sottratto, voglio dire non raccolto sul campo. Ok, visto che piace molto questa espressione, però sì, se si mettono delle condizioni innanzitutto tecniche, da un punto di vista poi finanziario, De Laurentiis più di tanto non può fare, ma il campionato, io una cosa sembrava un pazzo quando lui diceva, guardate che nel campionato italiano, il grande falso mito della Juve che ci hanno raccontato, non servono questi investimenti da Real Madrid per vincere il campionato, era un falso mito, non devi indebitarti, servirebbe un campionato neanche onesto, non tanto disonesto, e te la puoi giocare, e lo stiamo dimostrando. E stavi praticamente già rispondendo anche a questa domanda di Giacomo: se questo Napoli dovesse distruggere ogni record, entrerebbe nel novero delle squadre del blasone storico come Inter, Juve e Milan, o è più importante il bacino d'utenza? Vabbè, servono anche il Napoli in questi anni, l'abbiamo fatto più volte vedere quei punti, in realtà doveva aver sovvertito un certo numero di bacino d'utenza, che come dicevo l'altra volta, ma c'è un referendum, c'è una statistica ufficiale che mi può dire che questo è il numero, no? Visto che poi ciascuno butta l'acqua al proprio mulino, no? I tifosi della Juve sono 14, 17, 13, 8, qua sento fuochi d'artificio, è la vittoria. Per 3-0. È una squadra che negli ultimi 13 anni, 14 campionati, è seconda nella classifica a punti, è prima in tutte le altre classifiche. Napoli quest'anno è chiaro che dà lustro agli occhi, perché è abbastanza imbarazzante, cioè è prima per punti, è prima per gol, ma per distacco, non per pochi gol. Napoli ha fatto 54 gol, la squadra che ne ha fatti di più è l'Inter 41, cioè ragazzi, o l'Atalanta è ultima, quindi miglior difesa 15, anche ormai il maestro Sarri si è un po' staccato, 19, solo la Juve regge, e prima ovviamente per differenza reti, e prima perché è il capocannoniere senza manco un rigore, e la squadra che ha portato più giocatori a segnare in campionato, e probabilmente se si continua così potrebbe avere almeno 2 giocatori, se non 3 sicuramente, in doppia cifra. Almas gioca molto poco, pochi minuti, però è arrivato a 6. Ultimissima quindi prima nella classifica fair play, diciamo ultimissima per falli fatti, 212. Solo la scorsa partita, che fu una partita proprio rognosa, ne ha fatti in doppia cifra 19, e ultimissima per cartellini, 29 tra gialli, doppie gialli rossi. Pensate che squadre blasonate come l'Atalanta ne hanno 55, l'Inter 40, il Milan 58, la Roma 44, quindi è prima per assist, è prima per il giocatore che ha fatto più assist, Kvaratskhelia, ma c'è anche Mario Rui alla terza posizione, è prima per possesso palla, cioè è prima, ma lo è stata anche in anni passati.
Attenzione, quest'anno è un po' più incisiva, fortunatamente per la percentuale d'attacco, che 39%, io l'ho detto, non bisogna scendere sotto il 40%, comunque gravitare intorno a quella percentuale, però in realtà forse andavano ridiscussi già da anni, perché uno doveva fare un po' come il cinema, guardate che tu non sei più un attore che incassa tot, ma quell'attore incassa tot, dice guardate che, ma basti vedere una cosa e poi vi faccio, storicamente, perché questo è un falso mito, ultimamente è uscita una notizia falsissima sul giornale, la partita in Serie A storicamente, cioè accertata con il maggior numero di spettatori, è una partita del Napoli con 90.024 spettatori paganti, molto di più. E la seconda partita è una partita del Napoli, purtroppo la famosa Napoli-Perugia che perdemmo 1-0. E la terza partita, una partita del Napoli, cioè devi andare molto in giù per trovare una squadra. Quindi storicamente detiene questo record. E la prima partita in campo europeo, una partita del Napoli, Napoli-Real Madrid, purtroppo 1-1. E la prima partita in Serie C come spettatori è una partita del Napoli, anche la seconda, terza, è la prima partita seconda in Serie B del Napoli. E questo non si sottolinea mai tanto, che il Napoli ebbe un danno, io l'ho scritto in quell'articolo molto scientifico, quando fu l'unica società a avere una riduzione anche scellerata, con una brutta ristrutturazione del San Paolo, e noi perdemmo circa 20.000 spettatori e molti abbonati. E poi subentrò la squalifica Maradona, un po' di difficoltà, però già ci fu un indebolimento, perché fu colpito nel cuore che era stato storicamente forte. Cioè, apro un file, un attimo. Il Napoli, tranne in 2 occasioni, dal 1965 all'88, anzi in una sola occasione, è sempre stata la società che ha avuto il maggior numero di spettatori, dal 65 all'88. Solo un anno era seconda, poi è stata sempre seconda, ristrutturazione del San Paolo, Italia 90, ed è scesa quinta, sesta, quarta, eccetera. Ragazzi, è il calcio esercizio del potere. C'è una squadra che, e quindi dice Guido, ma quegli anni il Napoli dal 65 all'88 non ha vinto manco uno scudetto, non era importante. E prima per distacco in Serie A. Quindi in questi anni dove qualcuno dice ma conta, Guido, gli spettatori televisivi, ok, vi devo elencare le partite col più alto indice di ascolti. Vi posso assicurare che è quasi sempre presente il Napoli. D'altronde abbiamo visto il falso mito delle 500.000 disdette. Quindi la domanda che ti ha fatto l'amico Bellino, una domanda molto intelligente, perché forse questa distribuzione, che già era poco equa, io lo farei molto più equa, modello NBA per dire, ma intanto ha mantenuto a galla e ha aumentato sempre di più quella famosa forbice che vi dico io, e ci permette anche di dire un'osservazione che mi poneva in privato l'ottimo Fabio Versatile, attenzione che in realtà poi in seguito a quelle che potrebbero essere delle cause e delle eventuali condanne potrebbero subentrare ulteriori cause civili di chi si costituisce parte civile, penso all'associazione dei consumatori, penso alla stessa ZAM, penso normali cittadini, penso ad esempio sarebbe da contattare, apro e chiudo una parentesi, Diego Armando Maradona Junior, per esempio l'avvocato Pisani, perché io, singolo spettatore, ma potrebbe essere una class action, ho subito un danno esistenziale in questi anni, continuamente sentendomi insultato e inneggiando la mia morte. Una persona sensibile potrebbe avere delle turbe. Allora, da un punto di vista sportivo, i 10.000 euro, il prezzo della nostra dignità di napoletani, l'Italia non è una nazione razzista, siamo noi napoletani, però se uno incomincia a fare cause civili, capitò una volta un tifoso a San Siro fece una causa e la vinse, è stato risarcito. Per esempio, inneggiare la morte di una persona che è già morta, se da un punto di vista sportivo è 10.000 euro la dignità di Diego Armando Maradona, e da un punto di vista civilistico, quindi non è cambiato punti, parliamone. Perché non si è incominciato a fare tutto questo discorso? Ma è una spada di Damocle che pende su un campionato dove c'è una locomotiva forse un po' zoppa. Sì,
Guido, togliamoci il è netto rigore. Okay. Ma quello non mi scandalizza, la cosa che mi preoccupa è un fallo di ammonizione, non dato nemmeno fallo su Lozano. Vasquez. No, su Lozano, perché quello è fallo, e invece l'azione è continuata, e quello ti fa capire che qualcosa non va. E poco prima c'era stato un fallo di mani, e vedi, quando io dico certe regole sono fatte in modo tale che gli arbitri possono vedere una discrezionalità che mi crea un disagio. Dice, Guido, ma è a braccio, ma è un bugger e non ha fatto entrare la palla in aria, quello è un passaggio filtrante. È stato anche invertito un fallo dove prende lo spazio, anticipa il giocatore, gli passa davanti e si prende una manata sui denti, non mi interessa lì. Invece fallo invertito, ci sono stati 5 occasioni dove sono stati dei falli invertiti, a cui uno addirittura, quello su Lozano, nettamente anticipato, prende col piede così, martello, la caviglia di Lozano, l'arbitro fa alzati, quindi lì ha visto che non è fallo, quindi ha visto male, era ammonizione, e dice vabbè avete vinto, ho capito, ma l'arbitro, io perciò insisto con l'ottimo professore Guido, che porta lo stesso nome, o meglio io, essendo un po' più giovane il suo, sarebbe scorretto dire il contrario, Clemente di San Luca, l'arbitro deve applicare il regolamento, non deve fare finanza creativa. Chiaro. Edoardo si porta avanti con la partita del Sassuolo e ipotizza un 11 iniziale. Guido, noi abbiamo oramai stabilito che questi sono i titolarissimi di Mazzarri, di Sarri, di Spalletti, e non c'è dubbio. Possiamo ipotizzare che magari in questa partita ci sia un pensiero verso la partita di Coppa? No, secondo me, vedi, Spalletti è un top mister e si sta giocando la carriera, non nel senso che certo. nulla, non si sta giocando come la partita, insomma, che è l'ultima spiaggia. Cioè, diventa un allenatore leggendario, cioè vincere a Napoli, tra l'altro in questo modo, cioè dominando nel gioco, nella pulizia. Napoli è ultima per falli fatti, ultima per cartellini, questo è un dato devastante che in Italia non ha mai pagato e mi rende molto orgoglioso. Napoli gioca a calcio, gioca a pallone, è bello da vedere. Sì. Sai che quando metti sul Napoli vedrai una squadra che gioca a calcio e che vuole mettere palla a terra. Allora rispondo alla domanda, questo io vi ho fatto vedere il momento dove vince lo scudetto, poi adesso sono gli ultimi colpi della Cremonese, di queste squadre. Domani c'è la partita che decide la retrocessione, no? Salernitana col Verona. Il Verona può rientrare e diventano 4-5 le squadre, dovesse perdere sono quelle 4 con la Spezia, pareggiare lo stesso quelle 4. È finita il campionato per la retrocessione, quelle sono, poi mollano, per farvi capire, no? Che significa, perché poi chiaro, le vinci tutte, no? La Lazio ha -7 nella classifica Guido tra andata e ritorno e sono troppi punti in poche partite. Il Milan -1, la Roma -2, il Napoli a 0, bene perché aveva fatto 9 punti, quindi non poteva guadagnare, e l'Atalanta a 0. La Lazio nel girone di andata fa 37 punti, che fa 1,94 punti di media partita. Adesso ha fatto malissimo, no? Mancano 16 partite. Mettiamo anche per assurdo, perché gli vogliamo bene a Maestro Sarri, che non confermi l'1,94 del girone di andata, e nemmeno ovviamente mi prendo queste poche partite disastrosa come media, ma la voglio nobilitare a 2,3. Considerate che 2,3, lo so che è un ragionamento che non sentite in nessuna trasmissione, è molto freddo, ma freddamente bisogna ragionare, è superiore alla media che ha portato il Milan l'anno scorso a vincere lo scudetto. Cioè lo scudetto l'anno scorso il Milan l'ha vinto con 2,26, 86 punti, quindi 2,3 sono 88 punti. Quindi la Lazio passerebbe da 1,94 a 2,3, che sarebbero 36,8 punti. Aggiungeteli quelli che ha, quelli là, insomma la Lazio è accreditata di 75,8, 76 punti. Rischia di non andare in Champions. Stesso discorso, l'Atalanta va un po' meglio nel girone di ritorno, ha fatto 1,8 però nel girone di andata, a 0 in questo girone. La vogliamo portare addirittura a 2,4, che è praticamente 90 punti, cioè una percentuale altissima di punteggio. Cioè l'Atalanta chiuderebbe con i 35, 6 che adesso, e portandoli a 2,4 la sua media punti, passando da 1,8 a 2,4, guardate, non si passa
in questi decimi di punto così facilmente, a 79, e così la Roma a 77, porto la Roma pure a 2,3 e pure il Milan, quindi abbiamo 79, 76, 78, 75, 76 la Lazio e 77, 78 la Roma. Le sorelle non esistono, come non esisteva la Fiorentina. Lo scudetto è Milan e che hanno avuto il coraggio quest'anno di dire che la Fiorentina è l'ottava sorella, dai. Beh, ma perché ogni tanto qualche collega invece di dire certe cose, e io sono molto contento che Elmas conferma quello che io dicevo, il ragazzo c'ha tecnica, va fino in fondo, ed è folle, lo dico a voi tifosi, seguire determinati personaggi, perché noi avevamo adesso un giocatore in meno forte in campo, che anche quei 20 minuti ti entra, ti corre come un pazzo, conquista palloni, fa gol, perché ha fatto un bellissimo gol, girandosi al volo, controllando palla, porta, corpo e portiere, tutto con una gioca 21 minuti oggi, quindi cioè, lo scudetto è tra Inter e Milan, e concludo, ma è adesso che non devi perdere punti. Infatti oggi ha giocato con la squadra tipo, perché adesso se tu io ho fatto 4 partite, no? In queste 4 partite non devi andare sotto i 10 punti, nelle prossime 4 non sotto i 10. Se fai 20 punti nelle prime 4 partite, poi ne devi fare 21 nelle successive 11. Significa che lì puoi divertirti a inserire 3 giocatori a partita. Io mi aspetto che questa cosa ci possano essere 2 cambi sì, ma non stravolgimenti. 2 cambi penso di sì, anche perché comunque Sassuolo è una squadra che gioca bene, è rognosa, però è salva, cioè col pareggio di ieri, cioè, ragazzi, ci si salverà con 29 punti, 30 punti. Angela ti chiede: nessuno parla di Rachmani, che forse per la sua normalità non è un giocatore che si fa notare, però è fondamentale per il Napoli. No, Rachmani è il nuovo Albiol, ma che scherziamo? Una pulizia di uscita, una serenità, trasmette un altro che non fa falli, cioè anticipi puliti. Ne parliamo noi, Angela, nessuno ne parla, ma Valerio... E non è manco quel discorso, un lavoro oscuro, no, è un lavoro importante, uscire bene e avere una difesa pulita è tutto, perché l'azione è meno farraginosa. Quando tu avevi Aroni che altri giocatori come c'è Hamsik nato fuori classe, ma se l'azione non arriva mai a Hamsik è ovvio che è tagliato fuori dalla partita. Se torni indietro fino alla sua 3/4 difensiva, perdi un giocatore come mezzala d'attacco, quindi calma, già sono Rachmani, giusto per dirvi, Rachmani ha anche una sola ammonizione. Mamma mia, bellissimo. Vabbè, sì, è stato anche fuori più partite rispetto all'altro, però è un giocatore molto pulito. E visto che tu mi dici Aroni, che io immediatamente penso a Cavani, perché no, Cavani Cavani, ho fatto un misto tra Cavani e Cavani. Penso a Cavani, un Cavani in questo Napoli cosa farebbe? Chiaramente va sostituito. Mi sembra che il ragazzo veramente sta maturando, e noi non possiamo che essere contenti, Valerio e io. Siamo contenti ai determinati complottisti, che poi dico Guido Genio non si può sentire, abbiamo detto che siamo contenti, ok? Sentiteci bene. È una negazione positiva, diciamo. Mi sembra molto sereno, anche se eventualmente ha detto non mi sembra una partenza quasi sicura, ha detto pure Bagni, quasi sicuramente avverrà destabilizzante. Lo vedo molto leader in campo e fuori, molto concentrato sull'obiettivo. Certo, è un peccato che non godrai, ma diciamo avremmo dovuto vincere anni passati e far bene, essere una società vincente, piuttosto che prenderci queste parole retoriche che non si dicono nulla. Però può essere molto importante, appunto, per chi verrà, far capire, guarda che qui si va sul serio, si vince, non le belle parole, si vince. Quindi siamo sereni, godiamoci ogni partita e non pensiamo, come ha detto bene Spalletti, ti dico, ti ho scritto in privato delle confidenze che rimangono a te, però ti dico che invece, poverino, lui è stato molto bravo in conferenza stampa, perché mi è sembrato, rispetto al maestro Sarri, che mi ha dato dei messaggi un po' da sconfitto, poi la Lazio ha perso, mi è sembrato molto lucido su quello che è da fare, non solo nella partita con la Cremonese, ma quello che si sta facendo. Oggi il Napoli ha fatto una partita di assoluta serenità, non concedendo quasi nulla, si è visto l'XG, non andando mai in nervosismo, nonostante
l'orrida maglia che ha indossato. Io ringrazio Vittorio Penza per la donazione senza messaggio. Vittorio, se riesci a scrivermi qualcosa cerco di beccarlo e di leggerlo. E Fabio ti chiede: Spalletti dopo stasera ha superato il record di Bianchi e Bigon, vuol dire qualcosa? Guido, Però non c'è la regola dei 3 punti. lo so, infatti integro la domanda di Fabio chiedendoti un po' di memoria dei 2 scudetti del Napoli. Sono stati molto più sofferti, dava l'impressione il Napoli, anche senza distacco di questo tipo, ma comunque di essere favorito rispetto agli altri. Guarda, io me lo ricordo benissimo perché il Napoli ha vinto molto poco con Maradona. Esatto. Il primo scudetto fu costruito dal commendato Allodi, e lo ripeto sempre, non è lo scudetto di Maradona, è lo scudetto di Allodi, che costruì uno squadrone. E Allodi era molto più forte di Marotta di adesso, tra l'altro non aveva bisogno di determinati comportamenti. Costruito in ogni reparto, poi ogni squadra. Passò prima in classifica in quella partita bella a Roma e non lasciò mai la classifica. Ebbe un momento di difficoltà nella partita che perse a Milano sul gol di Bergo negli ultimi minuti, poi vinse subito dopo con la Juve, perché la sconfitta a Firenze fu una sconfitta veramente che lasciò molte ombre, no? Poi amministrò nel finale. L'anno dopo il Napoli dominò, non riusciva neanche a perdere in 9, poi è successo qualcosa, io non voglio entrare perché ci hanno molte storie, alcune anche molto fondate, no? Che lanciano molte ombre su quel campionato, tante, indagò anche la procura, ci fu anche un servizio di Antonio Corbo, cioè, uno scudetto stravinto che il Napoli meritava di vincere. Ci sono anche partite molto strane, un Juventus-Milan 0-3, perché poi quell'asse era già formata, quindi uno scudetto che il Napoli meritava sul campo, quello diceva era stanco, era crollato, cioè, però successero delle cose prima che molto strane. L'anno dopo il Napoli giocò molto bene, però l'Inter, che stravinse con tutti i record, sembra molto la Juventus di qualche anno fa, me la ricordo perfettamente, domenica per domenica, la Juventus di Allegri, che segnava addirittura quegli anni al primo minuto, al secondo minuto, poi tutti dietro. Napoli restò in Cina, poi mollò un po' anche perché era andato parecchio avanti nella Coppa UEFA, che era una sorta di Champions League, perché la Coppa dei Campioni era solo per i primi, l'altra era per i secondi e terzi, quindi le seconde e terze sono adesso le seconde e terze della Champions League. Tra l'altro affrontò tipo il Bayern Monaco in semifinale, la Juve ai quarti, diciamo che fu uno scudetto meritato, però veramente giocando male il Milan. L'anno dopo il Napoli partì bene senza Maradona le prime 5 partite, che poi tornò col famoso Napoli-Fiorentina 0-2, sbaglia rigore Maradona e poi vinciamo 3-2 con un po' di testa di Corradini. Anche Maradona sbaglia il rigore. Sì, sbagliò entrò da San Paolo sotto i fischi scalzo, senza scarpe, come Anghissà. Poi successero delle cose strane, in particolare a Genova, dove Maradona prese voce, molto strane, diciamo così, perché si dice sempre la monetina di Alemao, ma non si dice il gol al Bologna, non dato al Bologna. Però il Napoli poi lo vinse di slancio, però per pochi punti, però diciamo arrivò, anche perché Maradona voleva stravincere col mondiale, quindi arrivò in formissima le ultime partite, erano proprio lanciate. Però diciamo punto a punto, diciamo lo scudetto dove il Napoli aveva giocato meglio, ma proprio benissimo, punto e tacco, punto era bellissimo andarlo a vedere, io con difficoltà lo vedevo perché era tutto abbonato di San Paolo, ma riuscivo, è lo scudetto dell'88-89 che poi ha vinto il Milan. Diciamo, quello è stato molto più di Vinicio, Napoli più bello, dove ci sono delle ombre. Questo di Spalletti è nettamente più bello di quello di Sarri, perché è più incisivo, è meno dipendente da un solo uomo, che sia Higuain e Mertens, un solo modulo, ed è anche meno sclerotico in difesa. Quello di Sarri era un Napoli organizzato in maniera maniacale, anche una partita di scacchi, ordinato in maniera maniacale, è molto efficiente, ma poco duttile. Questo di Spalletti è molto duttile,
e comincia a essere anche una squadra estremamente efficiente, facciamo gli scongiuri in difesa, perché poi siamo tutti presi da meravigliosi numeri d'attacco, ed è il secondo anno, no? Quindi sai, il terzo anno come Napoli di Maradona, tu maturi. Quindi se dovesse vincere sarebbe un Napoli più spettacolare dei 2 scudetti che ha vinto, però il primo che il Napoli ha vinto fu uno scudetto estremamente legittimo, voluto, costruito dalla società e goduto domenica su domenica sul campo, perché a un certo punto loro lo sapevano, poi scaramanzia tutto quello che vuoi, anche il primo. Questa, diciamo, perché me ne ricordo, me ne vidi tantissime di quelle partite, il resto le sentivo alla radio. Amerio, Ciotti erano le due voci compianti di riferimento, però ho tutti i servizi registrati da Domenica Sportiva del grande Italo Chiun. 90° minuto era ancora più grande Luigi Necco. Diciamo è un Napoli che se vince, a me non piace il fatto di Vinicio, che è un grande leggenda, se vince passa meritatamente alla storia. E io ho una scommessa e spero di vincerla, così vi preservo per sempre della mia presenza. Io ho un punteggio nella mia testa, c'è una sfida tra Valerio e me. Valerio probabilmente ti farà che io sbagli anche solo di un punto. Infinity ti chiede, vorrei sapere un suo pensiero sulle parole di De Laurentiis. Non ero mai stato così tanto d'accordo. Immagino che si riferisca alle interviste all'estero, e questo mi fa arrabbiare moltissimo quando io dico il presidente rovina quello che Boni fa. C'è un De Laurentiis all'estero che, come vedete, innanzitutto è molto più preciso, perché poi è sbagliato, ma questa è colpa sua, no? Di questa immagine che solo siete delle merde, cioè. Non dice manco una parolaccia, manco una per sbaglio, molto più professionale, detto. E quindi lui nelle sue corde ce l'ha, avere un certo tipo di comunicazione. In Italia, e questo significa che probabilmente è anche un modo per realmente prendere distanze e dare una sorta di schiaffo morale. Per quanto invece riguarda un aspetto di quello che ha detto sul suo modo di rivoluzionare il calcio, perché poi lui si basa ai nipotini che si annoiano, eccetera, quello non mi deve, è pura follia, perché se il modo di rivoluzionare il calcio è uno solo, cioè tornare al calcio, cioè insegnare a giocare a calcio ai ragazzi e non avere dei robot muscolosi che non sanno stoppare un pallone, perché quando tu vedi una bella azione, anche oggi, tutto che era una partita rognosa, ci sono state delle azioni che dicevi, vabbè, che bella azione, tiro un po' alto, Osimhen un po' alto, passaggio, un cross un po' alto di Lorenzo, ma per come si è sviluppata l'azione, è stata un'azione veramente molto spettacolare, molto ariosa, e poi rendere un calcio trasparente. Non c'è bisogno ogni 10 minuti, come si chiama, no. Perché anche così, se tu non lo ripulisci alla fonte e non fai giocare bene le persone, cioè non hai delle persone che hanno le stufe ai piedi, ma hanno delle persone che danno del tuo a pallone, tu puoi mettere tutti i regolamenti che vuoi, un minuto, no? Oggi a un certo punto il Napoli, lo stesso commentatore ha detto non li sto contando i passaggi, perché invece con Sarri si sottolineava di quanti passaggi, perché con tutto che la Cremonese fino all'ultimo minuto dobbiamo riconoscere sportivamente i massimi complimenti, perché io amo quando una squadra fino all'ultimo minuto si impegna, lo dico sempre, al massimo delle proprie possibilità. Quando si arrendono al 15° con le altre squadre mi dà un po' fastidio, quindi io non mi sento sotto complotto come adesso gli Juventini ce l'hanno tutti con noi. No, l'Udinese quello deve fare, la Cremonese, lottare fino all'ultimo pallone, fino all'ultimo minuto. Applausi e così si fa. Però non riusciamo anche a fare fallo, perché per esempio dobbiamo applaudire Demma, è entrato molto in gamba. Mi è piaciuto molto, pochi minuti, lo sappiamo. Demme oggi ha giocato 9 minuti compreso Repubblico, però l'ho visto in palla nel centro dell'azione, l'ho visto dinamico, concentrato, non ha sbagliato un pallone. Certo, tu hai Modric adesso al centrocampo, un po' più basso, perché hai Modric, ragazzi. Mi manca giusto ancora un po' il tiro, no? Il gol, la finalizzazione, ma questo non ha niente che invidiare il miglior
cioè la gestione della palla, del ritmo lungo e corto, dell'appoggio al compagno, la serenità che trasmette le parole di Spalletti, no? Quindi Sì. De Laurentiis molto bene quando parla all'estero, molto molto bene, non sono d'accordo, per concludere, no, qual è la mia posizione, con la sua idea di rivoluzione del calcio. Per il resto molto molto bene. A questo punto non è un caso, è voluto quando lui usa determinate espressioni in Italia, ma perché probabilmente dice non meritate nemmeno, forse, cioè, che io mi scomodi come quando parlo in Francia o negli Stati Uniti o in Inghilterra o in Germania. Sì. Guido, domandona, ovviamente questa andrebbe divisa in 4 video da 40 minuti ciascuno, però tu non rispondere finché non sappiamo quanti like stiamo, perché che diamine, dovremmo avere 450 like d'ufficio. Se poi questi numeri sono gonfiati da cose fatte appena, non lo so. Un riepilogo completo sulla vecchia situazione della Superlega, sulla nuova situazione, sulla situazione della UEFA e su quella giuridico-finanziaria. Allora, Valerio, ma tu puoi fare un'addizione tra questo foglio di carta e il mio passaporto? No, non è... Non sono insieme. Eh. Allora, io non offendo nessuno, cioè non definisco Webeti come qualche mio collega, insomma. Certo, ultimamente, insomma, quello che le persone, spinte anche dai miei colleghi, stanno dicendo su questo casino che sta succedendo, certo non fa onore all'Homo sapiens sapiens, questo sì. Però togliete qualunque maglia adesso voi nessun striptease, se no Rita entra, ci rimproci cazzia come una buona maestra, nel senso da tifoso. Ma veramente cerchiamo di ragionare da esseri umani, ragazzine, bambini, uomini, donne. Prima ancora di mettere in esso qualcosa, dobbiamo creare regole omogenee. Questo sistema che è stato creato è un sistema che, anche se tutti fossero stati onesti, non può funzionare, perché hai una società finanziaria quotata in borsa, una società di capitale industriale, società industriali piccoline, sì, sportive, come il Napoli. Questi insiemi non sono omogenei. Quello del Napoli sarebbe un miracolo. Nella Superlega lo stesso. Potresti avere una Juventus, che è una società quotata in borsa, e un Arsenal, che non è una società quotata in borsa. Quindi io mi sto portando in casa un potenziale problema che si è verificato, perché a prescindere dalle penalizzazioni sportive, noi abbiamo un problema serio delle denunce penali, no, possibili, che potremmo, scusate. Guido, se devi andare vai. No. La Juve è una società quotata in borsa, quindi ci sono degli azionisti che hanno investito dei soldi, abbiamo fatto vedere l'altra volta, che non se ne fregano niente, hanno investito dei soldi perché vogliono fare un investimento, no? E tra l'altro hanno investito dei soldi in base anche dei piani finanziari e anche dei bilanci presentati. Non ci stanchiamo di ripetere questa cosa qui, dei bilanci che ovviamente riportavano 1, se quell'1 invece era -2, avrebbero sottoscritto quelle azioni sarebbero state emesse a quell'importo, oppure le avrebbero sottoscritte ma forse un po' di meno, come si chiama? E tutto questo, Gigi Guido, che cosa c'entra col calcio? Nulla! In calcio vanno i giocatori, perché ho sentito uno juventino che ha detto cose inenarrabili, cioè questa gente, ho capito che sei un calciatore, allora non ti esprimere, non dire cose da ignorantoni. E quindi io mi sto portando, a prescindere di quelle che possono essere sfumature, imbroglio, non imbroglio, eccetera, di nuovo io mi porto in un contesto insiemi disomogenei incredibili. Poi io mi porto insieme in una Superlega un Real Madrid che ha 1,1 miliardi, abbiamo visto, di debiti, la Juve, eccetera, e poi mi porto, che non è messa, tipo un Ajax, una super, o un Bayern Monaco che non ci voleva partecipare, che anche il Bayern Monaco ha 0 debiti con la Lazio. Beh, a questo punto perché il Bayern Monaco dovrebbe partecipare? Dovrebbe dire, innanzitutto paga tutti i debiti che hai con l'Italia, con i fornitori, con le banche, con l'IRPEF, con l'IVA, come si chiama, eccetera, eccetera, con chiunque. Poi partiamo da zero a tutte le regole uguali, perché se io ho 0, no? Ma per avere il 0, e citiamo il Bayern Monaco che ne hanno il 29, scusate, quindi non citiamo l'ultima ruota del carro, comunque ogni tanto dei sacrifici li devo fare, e qualche giocatore, vedi Lewandowski, che l'hanno dovuto far partire, no? E tu non li fai mai,
anche nella Superlega io mi porto dei vizi. Tutto questo non è oggetto di discussione della Superlega, che viene esaltata da tutte le persone che ovviamente hanno interesse, diciamo, perché? Perché continuano ad avere la maglia dello Juventus, dell'Inter, eccetera, eccetera. Quindi la Superlega è un obbrobrio. Ovviamente viene dicendo i giocatori vogliono partecipare lì, il pubblico vorrebbe vedere là. E qui dico l'ultima cosa che non dissi, perché nella presentazione dell'ultima della Superlega, a prescindere che viene dipinta come la risoluzione della fame del mondo, e questo mi dà molto fastidio, perché eticamente ci vuole anche un po' di senso della misura, non andare oltre il ridicolo. Ma scusate, è stato fatto, non dico un referendum, l'umore dei tifosi è dichiaratamente per la Superlega, cioè c'è una stanchezza tale in tutte le leghe, dice non ne vogliono più vedere, vedi, ce lo sta dicendo la base, no? A volte la democrazia di un popolo supera la stessa Costituzione che diventa vecchia. Pensiamo tutta, diciamo, la questione sul genere sessuale, che su certe Costituzioni diciamo, ormai è stata superata, meno male, dalla stessa società, no? Che alcune cose non sono più immorali, diciamo, meno male, no? E sottolineo. No, non te lo sta dicendo la base, me lo stai dicendo tu e sei, diciamo, hai diritto di poterlo dire, però tu dici che te lo stiamo dicendo noi, e no, e tu non puoi decidere per noi e addirittura dire che siamo noi tifosi a chiedertelo. Questo non è un bluff, è una truffa. Quindi questa Superlega parte, diciamo, non è partita, con talmente tanti, non vizi, storture, che come una persona che non ha la scoliosi, non è gobbo come Frankenstein Junior, è proprio a capa sotto. E potrei continuare, perciò non fu pubblicato questo articolo, ti rendetti conto? Io ti potrei fare i 15 punti perché la Superlega è sbagliata. Ovviamente tu sentirai in trasmissioni tutto l'oro di questo mondo, però in Inghilterra noi abbiamo avuto la prova provata che i tifosi di tutte le squadre dicono come vi siete permessi. E non mi sembra che in 8 mesi, con un campionato spettacolare come quello che quest'anno della Premier League, i tifosi sono scontenti, diciamo. D'altra parte, Guido, mi dai un assist perché mi fai riflettere sull'Inghilterra, e lì è stata, diciamo, i tifosi, però anche guardando quello che sta succedendo a Manchester City e la reazione dei club a quello che è successo a Manchester City, che dovranno indagare, dovranno poi prendere una decisione, vedo una bella differenza rispetto a quello che sta succedendo in Italia con la Juventus. Non sono assimilabili perché tutti gli altri club italiani zitti e muti. Io non condivido tutto quello che dice e pensa De Laurentiis, anche se non sono contento che in questi anni, soprattutto quell'anno dove ho lanciato le famose proposte, casualmente poche settimane dopo le abbiamo viste, no? Io una sola grande colpa mi sono permesso sempre di Presidente, se ci stesse ascoltando mi farebbe piacere attribuire a De Laurentiis, che è quella di danneggiare De Laurentiis stesso. Cioè io avrei apprezzato, quindi pur non condividendo a volte, per esempio io lo stadio nuovo, soprattutto a Napoli, l'avrei fatto con sacrifici, dicendo pure ragazzi, io vi sto vedendo lo stadio, però dovete accettare anche 5, 6, 7 anni di 16° posto, 13° posto, lo diciamo prima, valorizzare il gioco. No, la grande, unica, vera colpa che lui, non con le parolacce, si doveva mettere fortemente di traverso. A me non sta bene eticamente, sportivamente, giuridicamente e storicamente, così fanno tutti, perché quando c'era Calciopoli, Napoli era fallito e De Laurentiis si occupava di cinema e lui doveva dire non mi interessa quello che avete fatto voi, io sono un'altra cosa come Totò. Quando la Juventus forse ci ha detto dite che paghiamo le stupendi, De Laurentiis è andato a pagare gli stupendi e poi fece silenzio stampa fino alla fine della stagione, un brutto tweet per esonare Gattuso, silenzio stampa, e poi fece quella conferenza in hotel a Roma dove esplorò qua. Però lui lo disse, io ho perso in questi 2 anni 200 milioni, scordateveli i campioni, io devo rientrare in questi numeri. Fu molto onesto e io glielo riconosco al 2000%. Non disse, ha detto io ho pagato quello che devo pagare perché così sono andato dai miei fornitori, ho detto com'è che avete diminuito, e loro mi hanno diminuito, io non mi sono trovato con i conti, c'aveva Chiavelli, aveva fatto fuori Giunto anche questo è stato tosto, che si è ripreso la sua poltrona,
ricordiamo, c'era Giuntoli, no, c'era Edo De Laurentiis, Schiavelli e De Laurentiis in quella famosa conferenza stampa. Ma lui l'ha detto a chiare lettere, quindi io quello che chiedo al Presidente di difendere di più se stesso, di dire quando voi giornalisti, trasmissioni, blog, siti, radio e quando poi anche le altre squadre, lui deve dire no, io in quegli anni non ho partecipato a Calciopoli, io non ho fatto comprare esami all'università ai miei giornali, io sono andato incontro perché non li può vedere quelle curve, cioè, sappiamo benissimo, cioè la contestazione sempre di De Laurentiis delle curve, quindi biglietti, 'ndrangheta, no, e lui dovrebbe farlo pesare. Non ci sono telefonate di De Laurentiis, di palline colorate, scaldate per gli alberi e continuiamo poi invece a sprologare determinati personaggi. No, e lui lo dovrebbe far pesare. A me questo così fan tutti, non piace, perché così non è stato fatto in alcune società che poi ci hanno rimesso la B. Quindi così facevano alcune. Allora sì, se cominciate a dire, ma questo così fan tutti? No, perché ad esempio con tutti i difetti che possiamo avere, ci sono delle cose comunque che non ci piacciono della gestione, intanto no, così fan tutti no. Non mi risulta che De Laurentiis abbia chiamato un ministro, un sottosegretario a un'università per dire qua deve passare l'esame, tant'è vero che vengono ancora intervistati nelle lingue madri in inglese questi giocatori. È vero. È vero. Perché lì bastava, io lo feci la proposta, no? Io non mi metto ma dissi alla mia redazione giornale, mi fate intervistare mandate la cosa alla Juventus, 3 domande devo fare, tanto parlo perfettamente italiano. Ho detto, no, bastava quello, no? Perché poi a volte tutti questi santoni colleghi fanno giri di parole assurdi, invece uno dice 3 domande, facciamo niente, 3 domande facili, le solite, no? In che ruolo preferisci giocare? Tu pensi che può arrivare la Juve, detto, e che traguardi ti poni, proprio domande di una banalità di quelle che Valerio cascherebbe tutto il mondo. Quanto è importante che non le capivano. Guido, quanto sarebbe importante, qui c'è un parallelo che Pierluigi fa, che dice in NBA alcune partite si giocano con le vecchie maglie storiche. Guardando questa maglia penso come sarebbe bello vedere Kvareosi con la maglia Buitoni o Mars, sarebbe una goduria. In NBA fanno questa cosa ogni tanto? Allora, confesso la mia ignoranza, nel senso che no, nell'NBA no. Credo che in Italia, però se ho sbagliato questo, poi me lo segnalate, quindi può essere una domanda che è uno spunto, potrebbe non essere consentito per questione di sponsor, perché poi lo sponsor ti può fare, a meno che ovviamente tu non fai ti racconti prima. Ti vai detto io ho bisogno di una cosa omaggio, perché anche le famose magliette omaggio, la violenza sulle donne, Halloween, ovviamente contro la violenza sulle donne, sia chiaro, siamo tutti contro la violenza di qualunque essere umano, in particolare di gentisesso, se no poi strumentalizza. Però ci sono i marchi. Beh, io spero, siccome De Laurentiis prima del 2026, come sappiamo, non venderà, poi ci sarà, chi era Bezos, no? Secondo quello là che dobbiamo chiedere scusa, che per esempio per il centenario possa fare una richiesta di avere una maglia azzurra senza nulla, solo col marchio. Sarebbe tra l'altro quella sì che a tiratura limitata avrebbe quotazioni. O chiedere che però ti devi mettere d'accordo con lo sponsor e tu pensa alla Lete che dici no, io ho aspettato una vita e a Napoli c'ha lo scudetto sul petto, ma sai quanto mi vale più avere Lete con lo scudetto? Quindi è un po', però diciamo credo che proprio legalmente, però emettere come io ho la cravatta a tiratura limitata della Coppa Italia, la prima Coppa Italia che ha vinto De Laurentiis con la coccardina e con il risvolto tricolore, molto, che una maglia speciale che non indossare, però per i 100 anni, quindi auguro lunga vita e prosperità De Laurentiis e alla sua famiglia, perché poi verrà venduta come quello là che diceva Bezos. A DL io a tante proposte ho dato gratis e manco sono stato assunto, ecco. La maglia del centenario dovrebbe essere azzurra senza nulla e penso che lo sponsor una sola volta questa cosa te la possa concedere, soprattutto a parte che non è domani, però sì, è una bella domanda quella che ho fatto. Il punto è che secondo me va concordato a inizio stagione, ci deve essere una ragione
molto molto forte, anche perché ti devi mettere da parte di chi invece investe dei soldi e ha invece, oltre che un interesse, ma ha un ritorno enorme. Chiaro. E visto che si parla di azzurro, quindi cosa ne pensi del divieto imposto ai tifosi? Perché l'avevi già accennato nelle tue considerazioni. Non mi permetto, perché sono un umile servo della gleba della divulgazione culturale cinematografica, di vedere, chiamiamolo, non manco l'editoriale, il mio saluto introduttivo oggi credo che mi sia espresso così. Non è un non risponderti, siccome ho fatto 5-6 minuti di sproloquio, quando sono intervenuto salutandovi trovi non tra le righe abbastanza chiaro. Sì. Guido, per farli commessi, oltre al gioco del Napoli che tiene molto la palla eccetera, l'avere giocatori come Kim che leggono prima le situazioni contribuisce ai numeri così bassi o c'è altro? Vabbè, ma non è solo un fatto, sì, è una bellissima osservazione di fare poco falli, che giocare di Guido, anticipo. ti lascio rispondere, torno tra un minuto d'orologio, vai. No, cioè, diciamo, giocare di anticipo è bellissimo, era bravissimo Fabiano Santacroce, aveva timing, tempismo, pulizia, precisione, poi ebbe un bruttissimo infortunio e non è tornato quello di un tempo, e quando tu perdi quel centesimo di secondo e casomai invece di intervenire pulito, quindi è vero, però è anche molto rischioso. Tra l'altro un paio di volte Kim, no, vi ricordiamo, ha saltato un intervento, gli è costato un giallo, però sì, se lo sa fare molto bene hai tre cose positive. La prima, ovviamente, eviti un'azione d'attacco; la seconda, mantieni alta la pressione; la terza, riparti con un tempo di gioco inferiore, perché immediatamente rimetti in pressione. Però mica lo fanno tutti perché devi avere tempismo, talento, precisione. Ragazzi, ricordiamoci sempre che sono centesimi di secondo, e quella centesima di secondo, pensiamo al fallo che ha subito Lozano, lo scarti o ti prendi fallo, ti prendi un'espulsione. Quindi molto bene. Io rimarco il fatto che poi tutte queste cose vengono fatte senza fallo, quindi ancora più bravo. Però non è facile. È un modo. Koulibaly lo faceva di meno, perché Koulibaly, eccezionale, giocava molto sul fatto che aveva una capacità nello strappo di recuperare oltre il tempo il passo, quante scivolate. Invece Kim non vuole mai andare al recupero, vuole fermarla sul nascere di testa. Ma vi ho detto, questa è più difficile, però se efficace guadagni tempo, proprio un tempo di gioco. Amici bellini, io saluto voi, voglio salutare Guido e lo saluto con questa domanda in off topic, anche perché vorrei andarmela a vedere onestamente. Dagli States, Guido, da un po' più lontano, cosa ne pensate del Super Bowl? Ho appena sentito l'inno interpretato da Chris Stapleton e tutta la ritualità con patriottismo come se piovesse. Scusa un secondo, proprio non me ne vado, una sorpresa. Proprio un secondo. Una novità assoluta. In effetti sì, sono io sono un grande sostenitore degli sport. Questo fu il primo libro che compressi il football americano, datato, andiamo a vedere di quando è datato, perché 1984. Un anno. E lo seguo da tanti anni, però preferisco la pallacanestro. Il football americano, devo far andare via Valerio, quindi devo fermarmi in 35 secondi. Credo che è la massima esasperazione del professionismo sportivo in genere. L'NBA è professionismo sportivo ai massimi livelli, ma l'NFL è proprio l'esasperazione, no? È inutile mo soffrire, ci sono tre tipi, c'è il team degli specialisti, c'è un giocatore che viene pagato solo per entrare e calciare un pallone, no? E quello è il suo ruolo, ma intanto si serve, perché c'è la squadra d'attacco, la squadra di difesa e lo special team, quindi sono tre squadre ci sono svariati allenatori. Io mi ricordo che già nell'84 c'erano i palazzetti riscaldati, c'erano le panchine dove infilavi, sarebbe lungo. È un grandissimo spettacolo. E chiudo, se l'Italia non è una nazione razzista, ricordiamoci, nell'NBA, pensato quanto sia importante per il cinema, no scusate, l'NFL, scusate, l'aps, ma adoro la mia NBA. Uno spot e sono attesissimi, no, dei film in uscita, viene pagato cifre che tu ti compri 2 giocatori in Serie A, professioni dove come tutto è spettacolo, l'inno, i ballet,
perché l'esasperazione del professionismo in tutte le sue forme, sul campo, negli stadi, fuori dal campo. E nell'intervallo. E infatti quando è nell'intervallo che diventa motivo per far fruttare milioni e milioni e milioni di dollari. Ci sono arrivati perché come l'NBA, perché vedete quello che succede. Io ho scritto un piccolo post sul record di LeBron James, no? Dove c'era il commisso, perché ragazzi, togli qua, togli là, noi non consideriamo quanto danno ci facciamo come sistema ad alimentare questo. Sono 4 scemi, ma non, la nostra linea editoriale non dar peso a queste cose, eccetera, e non consideriamo che abbiamo impoverito non solo culturalmente, eticamente, sportivamente, socialmente una popolazione che è diventata, ma anche economicamente, perché io insisto su questo punto. Perché deve venire a investire una persona su un campionato razzista? Cioè, tu senti a Chicago Bears sentire lavali col fuoco, o Oklahoma, o San Francisco 49, la squadra di John Montana, razzista. Poi in campo se ne menano perché sono cristianoni 2 metri per 160 libbre, eccetera. Ma è un discorso molto complesso. Se dovessi riassumerlo, e facciamo, grazie Valerio per il tempo che ci hai concesso, è il massimo del professionismo sportivo esasperato all'ennesima potenza, però lo hanno costruito. Esatto. Ed è sbagliato quando qualche mio collega fa i riferimenti, vedi come sarebbe bello se anche l'Italia 10 squadre non ci arrivi così, non puoi di nuovo un foglio di carta, non puoi mettere un sistema che storicamente ha una sua, oltre che letteratura, una sua evoluzione, lo prendi, lo copi pari e lo metti in un territorio che è stato abituato in un certo modo, ci arrivi per gradi, però ci arrivi per gradi incominciando a fare questo smarcato, questo qua l'abbiamo risolto, questo problema l'abbiamo risolto, no, non esiste, no, ma non è vero. Allora, qual è il primo problema da risolvere nel calcio? Uno, fate voi la scaletta, voi Gravina, eccetera, fate 10 problemi nel calcio, incominciate. Nel mio quinquennio almeno uno l'ho risolto, chi verrà dopo di me ne avrà 9. No? Ci metteremo 50 anni, ma dopo 50 anni li abbiamo risolti. E invece 85, 2023 eravamo meglio, non quella tragedia, e io c'ero, mi posso permettere, ed ero un bambino, però il campionato italiano non stava messo così male. Io ringrazio Guido Gentile, che trovate sul canale YouTube Guido Gentile Piano Sequenza. Nuovi video in attesa? C'hai ragione, oggi mi sono preso anche ieri, in settimana sto insegnando tantissimo e i miei studenti hanno, però anche i 1000 passing iscritti meritano di essere, quindi farò anche perché c'è una promessa, c'è già la cosa indietro in libreria per la promessa, e quello di Spielberg per voi, e anche l'altro sarà per voi, perché il capo di scena, non potete immaginare quanto mi dispiace, ma sinceramente, però anche diciamo entrare da Valerio, avere sempre i numeri giornati, io le mie ore sono 24, no? Ne spendo 21 al giorno perché vado a letto alle 4:30, però in settimana registrando di notte, se no veramente mi devo schiaffeggiare, la violenza anche contro di me dovrebbe essere evitata. Un saluto a tutte le amiche belline, a tutti gli amici bellini, a Valerio, a questo punto Valerio, a tutti gli agenti della dogana, fammeli salutare. Esatto, che non avevamo salutato all'inizio, va benissimo. Ciao. È straordinario. Io vi bacio forte, senza però non senza ricordarvi la cosa più importante. Prima di tutto, a un certo punto, che mi è scappato da ridere il messaggio di dove sta? Di Mauro, che parla degli effetti speciali di Guido. Me lo so perso, ma è stato bellissimo perché improvviso ha chiuso. È stata una cosa meravigliosa. Ragazzi, ricordate, perché 22 era la 22esima giornata, al 22esimo ha segnato Kvicha Kvaratskhelia, che ha compiuto 22 anni. Il capitano ha il numero 22, e la cosa che nessuno sa e nessuno ha detto, perché 20